Marzo sì, marzo no, intensimo il cuore ma il viso no. Cari amici, ben ritrovati, sono Andrea Mangoni e no, non sono completamente impazzito. Vi ho accolto così per parlarvi di una tradizione particolare, ovvero sia il battimarzo. Ma che cos'era il battimarzo? Era il capodanno antico veneto. Come potete sentire, le galline non hanno apprezzato granché il concertino, ma aveva una sua ragione e ora ve la andrò a spiegare. Prima di iniziare col nostro racconto, volevo soltanto dirvi che questo sarà il primo di una serie di video che voglio fare sulle tradizioni contadine del Veneto di una volta. Perché è la mia terra, è la terra che amo e ci sono tantissime vecchie usanze e tradizioni che possono ancora essere raccontate e che possono ancora dirci tantissimo sulla storia della nostra terra e della nostra gente. E volevo cominciare proprio con questa, con la tradizione del battimarzo. Perché mai? Perché il battimarzo era il capodanno veneto antico. Una volta infatti non si festeggiava il capodanno il 1° gennaio, ma al 1° marzo. Avrei voluto fare questo video infatti proprio il 1° marzo, ma per motivi familiari mi è stato impossibile. Però non ho voluto perdere l'occasione per parlarvi del capodanno veneto. E questa tradizione affonda le sue radici veramente nell'antichità. Siamo a metà marzo ed è una bellissima giornata di sole. La primavera è sempre più vicina, ma un tempo, per chi viveva legato alla terra, l'arrivo della primavera era molto importante perché significava il risveglio della natura e la possibilità di iniziare la coltivazione dei campi e di avere buoni raccolti. Ma per cercare le origini del battimarzo bisogna andare veramente lontano. Dobbiamo pensare infatti che marzo era il mese dedicato a Marte. Marte noi lo conosciamo come dio della guerra, ma un tempo era anche considerato il dio della fecondità ed era legato anche ai campi e alle piante coltivate. Non dobbiamo quindi sorprenderci che fosse marzo il primo mese dell'anno, proprio quello a lui dedicato, almeno fino all'arrivo del calendario giuliano e poi del gregoriano, quando il primo giorno dell'anno fu fissato il 1° gennaio. Ma perché diventava così importante? Perché è rimasto così importante nei secoli per la Repubblica Serenissima il Capodanno Veneto, ovvero sia il battimarzo, che veniva festeggiato tra gli ultimi giorni di febbraio e i primi giorni di marzo, appunto? Perché era legato ancor più che a Marte, a Retia, alla dea della natura. E simbolicamente, appunto, nei giorni che vi ho appena detto, cioè tra la fine di febbraio e i primi di marzo, si andava in giro per le campagne e si andavano battendo bastoni, barattoli, pentole, coperchi, in maniera tale da risvegliare la dea dormiente e quindi da dare il via alla natura, alla bellezza e alla forza della vita nella terra. Era una tradizione molto antica che è stata portata avanti fino a pochi secoli fa. Fino alla sconfitta per mano di Napoleone, infatti nel 1797, e il Caudeano, cioè il primo giorno dell'anno, per la Repubblica Serenissima di Venezia cadeva proprio il 1° marzo. E questo dette dei grossi problemi a livello internazionale di rapporti con le altre potenze, per il semplice motivo che ci ritrovava ad avere delle numerazioni di anni differenti. Tant'è vero che divenne usanza aggiungere la parolina More Veneto, ovvero sia secondo la tradizione veneta, davanti a una data, per far capire che quella data era calcolata secondo l'usanza veneta e non secondo il calendario internazionale, che era quello poi gregoriano. Vi faccio un esempio. Mettete di essere un ambasciatore della Repubblica di Venezia nel 1703 e che vi chiedano che giorno è, ed è il 22 febbraio. Voi potreste dire, 22 febbraio 1703, oppure 22 febbraio 1702 More Veneto, perché nel calendario veneto i primi 2 mesi ricadevano nell'anno precedente. Quindi mentre per tutta Europa era già arrivato il 1703, per il dignitario veneziano sarebbe stato ancora il 1702. Nonostante dopo la restaurazione del 1815 Venezia si adeguò al calendario in uso in tutto il mondo, nelle campagne sopravvisse fino a pochissimi decenni fa l'usanza del battermarzo.
e per l'appunto negli ultimi giorni di febbraio e nei primi di marzo gruppi di persone, bambini, ragazzi ma anche persone adulte, andavano per le vie del paese battendo pentole, coperchi, bastoni per far rumore, scacciare l'inverno e invitare reti alla primavera a uscire e a dare i propri doni, a svegliarsi e a rinnovare la campagna. In verità poi ogni zona del Veneto aveva delle varianti, per esempio in montagna poteva non essere fatta nei primi giorni di marzo ma verso la fine e di solito si accompagnavano a varie cantilene o filastrocche, spesso anche non esattamente politicamente corrette. Avete presente quella che vi ho raccontato prima? Diceva marzo sì, marzo no, intensime il cuore ma il viso no. E significa letteralmente marzo sì, marzo no. Sporcami il sedere, ma il viso no. Questa versione me l'ha raccontata mio zio Fernando, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa e con cui parlavo molto delle tradizioni della nostra terra. E lui mi raccontava che quando era ragazzino, nell'immediato dopoguerra, era usanza salire su un posto elevato verso l'imbrunire del primo giorno di marzo e sia chiaro che per posto elevato nella campagna qui, che è tutto un piattume unico, spesso e volentieri salivano sul lettamaio. Si tiravano giù i pantaloni, mostravano il sedere e cominciavano a cantare questa filastrocca. Ora mi rendo conto che sarebbe stato antropologicamente corretto che anch'io facessi altrettanto, ma credo che YouTube decisamente non avrebbe apprezzato il mio sforzo e avrebbe bannato completamente il canale. Accontentatevi della filastrocca quindi. Detto questo però andiamo a vedere perché, che cosa significava questa filastrocca, perché anch'essa era legata alla vita d'allora. Facendo alcune ricerche ho scoperto due cose. Una delle versioni che mi aveva dato mio zio era stata quella che in primavera tornavano a farsi vedere brufoli, brufoletti, acne e quant'altro che poteva rovinare la pelle di giovinetti e giovinette e quindi i ragazzi cantando cercavano di esorcizzarne la fuoriuscita sul viso per favorirla quelle sulle parti basse dove nessuno avrebbe avuto maniera di vederli. L'altra versione invece molto più legata, se vogliamo, al mondo contadino è quella che i figli dei contadini lavoravano nei campi insieme con i genitori. Di conseguenza il loro viso era abbronzato. Chi era pallido in viso era il figlio del ricco, il figlio del borghese, quello che non andava a lavorare in campagna. Quindi i giovani chiedevano a marzo di fargli letteralmente diventare scuro il sedere, quindi di fargli abbronzare il fondoschiena, ma di mantenergli chiaro e candido il viso. Ma di filastrocche, come ho detto, ce n'erano tante, per cui ve ne vado a raccontare un'altra. Vegni fora, gente, vegni in strada a far casotto, a battar marzo, cocoerci, tecce e pignatte. Alla natura dovemo farghe coraio, sigando e cantando, pa svegliar fuori i spiriti dea terra. Vegni fora tutti, bei e brutti, batti marzo che il matto va descalzo. Femo casotto finché arriva sera e ciamemo con la forza e a primavera. Vegni fora, gente, vegni fora. Era quindi una tradizione legatissima, come abbiamo detto, ai ritmi della terra. E come in primavera tutto rinasce, ovviamente rinascevano anche gli ardori sentimentali dei giovani e in alcune zone del Veneto questo significava che i ragazzi prendevano e verso sera andavano sotto le case delle ragazze da marito e qui cominciavano le loro cantilene invitandole a scendere e di fatto proponendo loro dei mariti. A volte, se le ragazze erano particolarmente, come dire, con la puzza sotto il naso, venivano per scherzo proposti dai ragazzi dei personaggi, come dire, poco gradevoli, quindi magari persone con qualche difetto fisico o troppo vecchi. Le ragazze di solito si arrabbiavano molto, potevano persino nascere delle liti familiari per queste cose e magari, se la ragazza era particolarmente furiosa, poteva lanciare dalla finestra una secchiata d'acqua o peggio se aveva il vaso da notte a portata di mano. Insomma, questa era la tradizione del batter marzo, di andare il Caodeano, cioè il primo giorno dell'anno del calendario veneto, a svegliare la primavera, a svegliare anche qualche cuore, qualche emozione, qualche sentimento, ad augurarsi una vita migliore e ad augurare una ripresa forte, bella e potente della natura e di tutti i doni che poteva portare. Bene amici, anche per stavolta è tutto. Spero che vi sia piaciuto questa tipologia di video e spero che vorrete seguirmi in questo viaggio che faremo piano piano in alcune delle tradizioni popolari venete e nei modi di dire
o anche in qualche oggetto particolare legato appunto alla nostra tradizione. In descrizione troverete i link a dei libri che potete trovare interessanti su questi argomenti. Se avete dubbi, curiosità o quant'altro, lasciate un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!